Ciao a tutti amici di Matto Scacco, Sono ben in piedi, ritrovati. Ecco un ospite speciale. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Matto Scacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Siamo pronti, siamo carichi. La prima volta che facciamo questo video, questa tipologia di video, in che cosa consiste, Nicolò? Allora, siamo nella piattaforma scacchistica di Chess Tempo, Esatto, che nessuno ci paga per sponsorizzarla, ma va bene. dove c'è un'applicazione, una sezione del sito dedicata a un esercizio didattico che si chiama Indovina la mossa. Ok, indovina la mossa attraverso chiaramente le proprie conoscenze, quindi selezioniamo una partita, come vedete se ne possono selezionare parecchie, ma noi ne abbiamo scelta già una, e questa qui. Questa qui, 25 mosse, 20. saltiamo l'apertura magari. Saltiamo l'apertura. In pratica giù. bisogna cercare di simulare e di riproporre le mosse giocate dai grandi campioni. In questo caso ci ha messo dal lato dei bianchi, quindi saremo Marshall, Frank Marshall contro José Capablanca, e dobbiamo cercare attraverso le nostre conoscenze di provare a riproporre le mosse dei bianchi. Quindi in questo caso dobbiamo cercare di giocare al massimo, al meglio, come Frank Marshall. Marshall, ok. Frank Sinatra. Ok. Allora, l'ultima mossa del nero è stata questa, quindi attacca un alfiere che non è difeso. Esatto. E minaccia un cavallo. Le scelte sono due: o eliminiamo chi ci attacca, oppure eliminiamo chi non è difeso. Qui siamo in piena, essendo l'inizio, siamo un po' in piena teoria. Sì. Non so nulla, però mi piacerebbe prendere l'alfiere in E7. Ok, anche a me piace prendere l'alfiere qua, perché immagino che catturare in E4 poi alla fine possa... tutto. Sì, alleggerisce un po' la posizione e poi forse alla fine potremo soffrire magari qualche idea strana su questa diagonale. Immagino che il nero prima o poi giochi senz'altro C6 o C5. Ok, giusto. E potrebbe essere un'idea. Vai, dobbiamo farle tutte giuste. Credo tutte. che entrambe siano possibili. Vediamo, se io prendo qui, poi mi semplifica tutto, la sua donna andrà senz'altro in G5, poi forse faccio cavallo F3, guadagno dei tempi. E poi vai in G... romperebbe le scatole secondo me una donna già attiva così, no? Sì, senz'altro. Quindi dai, sarà lei? Alfiere per 7? È lei. Oppure Frank Marshall è un giocatore tattico che gioca a cavallo per 4? No, alfiere per 7. Però siamo felici perché ci diceva che era buona uguale. Ok. E cambio in E7, donna cattura in E7. Probabilmente si vuole saltare qui in B4, forse attaccare questo pedoncino, pedone B2 che non è difeso, inchiodare il cavallo dietro il quale si trova il re. Okay. E dovremmo cercare di arroccare. Ma stavo vedendo... ok, no, perché se riprendiamo il cavallo entra comunque lì con la donna. Sì, magari prima cambia e poi cerca di rientrare. Però se cambia, cioè non ha una posizione bruttissima lui. Sì, questo pedone 4 è senz'altro un po' brutto, perché se io cambiassi e lui mi gioca a scacco, il cavallo torna indietro. E forse non è male. Beh, il bianco sarebbe contento, cattura un Tu dici, pezzo, non torna va così, indietro. allora. Penso di no, forse forzerà le mosse con la cattura in D5, perché se cattura in D5 ti obbliga a giocare cavallo per C3. Però cavallo per cavallo subito non la giocheresti. Sì, anche, vediamo, cavallo per. Cavallo per, altra mossa accettabile, quindi siamo... Ok. E adesso, senza pensare troppo, sono certo della mossa che ha fatto Frank Marshall. Vediamo un po'. Olè. Olè, buona mossa. Ok. Poi ti dice, hai giocato la mossa del maestro addirittura. Ok, cavallo di 7. Il cavallo probabilmente vuole andare in F6 perché qualcuno dovrà difendere quell'arrocco corto. E adesso il dilemma: sposta il cavallo in E2 per sviluppare o in F3. È vero. Oppure gioco F4 prima, perché F4 è una mossa che merita attenzione, merita la giusta attenzione, perché poi dopo F4
E per chi ha seguito altri video, prima o poi potrebbe arrivare quella famosissima mossa dell'ascensore, quella manovra di torre Sì. di cui tanto ho parlato in diversi video. Diciamo che secondo me cavallo F3 non teme inchiodature d'alfiere strane perché il suo è strabloccato. Quindi potrebbe essere. Perché l'idea, dicevi, se metti il cavallo in E2 è perché magari vuoi fare F3 e 4, no? Sì, se metto il cavallo in E2 voglio giocare per E4, se metto il pedone in F4 probabilmente Ok. per cavallo F3 E se poi giochi il arrocco. cavallo F3 è un po' più lenta di tutte, dici? Sicuramente. Anche torre B1 mi piace, però torre B1 magari la facciamo quando lui può muovere l'alfiere. Sì, sì. Ok, io giocherei F4, vediamo. Ok, È andato più è standard. andata più standard, cavallo F3, allora a questo punto sono certo della mossa giocata da Frank. E invece no. Infame. Però discreta mossa. Ok, Ok. va bene, si è liberato l'alfiere. E a questo punto o arrocchiamo, scelta saggia, donna C2, Sembra intermedia, carina. Sembra carina. attacchiamo qui. O tu ci facciamo un favore perché gioca H6. Sì, H6 è che poi dipende anche dalla posizione e dallo stile, perché magari mi giochi H6, non è questo il caso, perché comunque sono giocatori che sicuramente non rischiano così tanto, però contro H6, dato che non ha arroccato, potrei anche improvvisare qualche spinta di pedone. Ok. Dipende chi sia il mio avversario, probabilmente seguirei quelle linee, quelle posizioni. Ah, a parte che se facciamo probabilmente donna C2 fa cavallo F6, gli facciamo un favore. Perché tanto la deve fare questa mossa, Sì, cavallo no? F6 vuole farla. Quindi. Però magari donna C2 vuole sostenere la spinta in C4. Ah, anche. Comunque quando lui andrà in F6, il nostro cavallo andrà in E5. Ok. Proviamo, donna C2. Donna C2. Donna Invece no. B3. E che era l'idea di torre B1, credo, no? Donna B3 di Sì, dare- donna B3 tiene sotto controllo questi due punti. E a questo punto l'alfiere non si può spostare. Comunque per adesso non può andare lontano, altrimenti donna per B7 nell'aria. Ok. Ok, io giocherei un cavallo E5. Così. Ok, sì, non era proprio così. Dato che lui non ha più il cavallo in D7, un cavallo in E5 stava bene. E non hai paura del suo. Ah no, che non può giocare cavallo, se no perde il pedone, giustamente. Ok. E adesso però ci arriva la forchetta. se Sì, non- adesso il buon Capablanca vuole fare una forchetta e dunque mi vengono in mente tre mosse. Catturo Mhm. e sposto la donna oppure inchiodo. Ah! Ah, anche l'inchiodatura. Andrei per l'inchiodatura. Anche questa è molto, 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 molto carina. Però se inchiodi e gioca. No, ma mi piace molto. Vediamo. Ok, Grande. inchiodo e B6 era una mossa che aspettavo perché Però non poteva tanto fare altro. è inchiodato lo stesso, cioè ha Esatto. giocato B6 però non. Ok, qui c'è un buco in C6 che potrebbe essere un ingresso interessante. Non so se cavallo E5 adesso Forse. sia un po' più forte. È vero che cavallo C6 non minaccerebbe nulla. Oppure insistere con A5, anche questo è interessante. O arroccare. O arroccare seguendo i sacri principi del gioco degli scacchi. Proviamo, arrocco. Niente. Comunque buona. Ok, A5 è una proposta interessante. Alfiere in B7. E qui direi che Frank Marshall probabilmente ha giocato a 6, Ok. cercando di limitare l'alfiere. Ok, che va in C6. Oppure anticipare il tutto con cavallo E5. Però è più forzante la tua, no? Perché gioca a 6, va lì con l'alfiere, cavallo E5. Oppure cavallo E5 perché quando gioca a 6 ti obbliga a giocare alfiere C8. Sì, giusto. Perché se tu ora giochi cavallo E5, lui come può evitare 6? E probabilmente non può. Non può. Vediamo, cavallo E5. Vabbè. Invece no, momento di arroccare, donna C7 si toglie dall'inchiodatura fastidiosa che abbiamo trovato prima, allora a questo punto direi A6. Invece no, torre sono B1, tutte buonissime. cavallo D7. Ok, giocherei per la limitazione, questa mossa 6
è interessante, anche se poi di fatto il bianco ha portato 2 torri, la donna sul lato di donna, quindi con A6 chiude colonne, chiude spazi, potrebbe non essere poi così efficace. E la domanda interessante potrebbe essere: più forte il cavallo o più forte l'alfiere del bianco? Perché se pensiamo che il cavallo sia più forte, una mossa come alfiere B5 con l'idea di rimuovere il suo merita attenzione. E io penso che qui, visto che la posizione non è molto aperta, che lui abbia un alfiere, lui si trova con un alfiere sulla diagonale del proprio pedone, è più forte il cavallo. Giocherei alfiere B5. Ottimo. Voglio usare. Oppure alfiere F5, sempre con la stessa idea di cambiare. Ottimo. Vediamo un po'. Alfiere B5. Ok, alfiere F5 dall'altro lato, l'idea è la stessa. E eliminare quel cavallo lo consideravo importante. Adesso che lui ha messo la torre in C8 potremo posticipare la cattura perché il cavallo è inchiodato. Cavallo E5 sembra spontanea. Vediamo, su cavallo E5 lui ha alfiere C6. Però dovrebbe andare bene. Mette il cavallo in E5. Forse c'era qualche motivo tattico che giocando veloce non abbiamo considerato, però adesso sì. Ma dai, allora, sono tutte come? E adesso sì. Ma come? Ok, questa cavallo 5. Adesso non si può più fare, non c'è più il sostegno del cavallo. E allora mi mangio il pedone. Quindi l'ha posticipata perché cattura il pedone. Torre B8, sì, cavallo 5. Ma sì, cavallo 5 non può essere sbagliata. Quindi cambio tutto. E adesso è decisiva. Attacco donna, attacco alfiere. E ci riproviamo. Finalmente. Ok, donna F5, controgioco incredibile, minaccia di matto qui sull'ultima traversa. Usti. E quindi dobbiamo toglierci da questa minaccia di matto. Allora, potrei... Opzione 1, difendo il cavallo e mi libero dal matto. Opzione 2, scelgo qualcosa di concreto, spingo un pedone dall'arrocco, mi tolgo dal matto, ti attacco la donna. Ma il cavallo non è difeso, quindi lui mi cattura, io catturo lui e poi giocheremo. Vediamo se esiste un'opzione 3. Ritirare il cavallo non è possibile perché il tema di matto sulla prima esiste, sulla prima traversa è un'idea concreta. Vediamo. La mia attenzione andrebbe su G4. G4 quella che considero un po' più concreto. Invece F4, che era la prima proposta. E quindi il segreto è proporre più mosse, così una delle due sarà corretta. Torre B6 difende. Anche a questo punto giocherei G4. Anche se è molto rischiosa. Sto perdendo qualcosa. Cavallo per C6. Il matto non ce l'ho più. Allora, cavallo per C6. Lui mi dà scacco, io catturo, donna per, sto re si nasconde effettivamente, cavallo per C6. Ok, donna per B6 è più bella. È finita la partita, cosa è successo su donna per B6? Prendo, cavallo per C6 e il pedone promuove. Vabbè, siamo troppo pressapochisti, cioè noi diamo le mosse per scontate, ma questi... Mamma mia. Sì, nella parte finale probabilmente ci sono più chiusure. Vediamo se possiamo tornare indietro. Ok, magari la rivediamo dall'inizio. O meglio, saltando l'apertura. Vediamo se si può. Ok, l'apertura è stata la seguente. Quindi alfiere 3, cavallo 4. Qui abbiamo cambiato in E7. Alfiere D3. Minacciamo il punto E4. Lui mi prende in C3, io riprendo. Cavallo D7 e cavallo F3. Arrocco corto, catturo, donna B3, rendendo un po' più difficile lo sviluppo del lato di donna. Cavallo F6, A4, la ricerca di una presa di spazio, immagino sia questa l'interpretazione, arriva a C5 e donna 3. Allora direi che A4 è stata fatta per giocare in futuro donna 3 e non trovarci davanti al pedone. Certo. Quindi la partita è andata così, il pedone A avanza, prende spazio e a questo punto tutti i pezzi giocano sul lato di donna.
cavallo di 7 sulla scacchiera, alfiere F5, qui probabilmente stavamo considerando chi è più forte, alfiere o cavallo. Certo. Sostengo, cioè questa è una posizione abbastanza chiusa, non tantissimo, comunque potremmo dire che il centro è chiuso, questo alfiere comunque sbatte sul proprio pedone, quindi cercare di mantenere il cavallo in gioco è un po' più facile. Torre C8 aiuta in questo perché comunque si è inchiodato, alfiere per D7 e A6 sulla scacchiera. Ok, scelta pratica perché qualcuno deve difendere C5, qualcuno era la torre, adesso la torre non difende più E qui C5. abbiamo detto cavallo E5, che sembrava... Sì, ovvia. sembrava ovvia perché guadagna il tempo sulla donna e sull'alfiere, però di fatto Invece... questo pedone in C5 non era difeso da nessuno, ok, quindi ok. pedone in più per il bianco. Torre B8, cambio di torri, cavallo E5 che è sempre vincente, si infrange con donna F5 contro gioco silenzioso perché torre B1 porta il matto e dunque F4. Dopo torre B6 la chiusura tattica, immagino che ci siano più mosse tra cui cavallo per C6 che proponevi sembra abbastanza materialista, non credo che ci siano perpetui, però la più affascinante, che poi anche quella è giocata in partita, catturo la torre con la donna e dopo cavallo per C6 e la donna non ha modo di rientrare in gioco. Esatto, per l'unica casa per entrare C8, ma C8 è neutralizzata dal doppio. Ok, bella. Ok, modalità interessante questa di Chess Tempo, quindi provare a simulare le mosse dei grandi campioni, e ovviamente bisognerebbe dedicare un po' più di tempo per fare questo esercizio con più profondità, però molto interessante. Ok, bene, bravi noi. Bene, se vi è piaciuta ne proporremo un'altra più avanti. Esatto, dopo quanti like? 20.000 come fanno i The Show. Ok, ciao a tutti. Ciao.